per decretare due verdetti, le prime due classificate su questa terra questo pomeriggio. Niente verrà lasciato al caso. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Gerati, benvenuti al Comunale di Villarosa, provincia di Enna. Villarosa Accademia Trapani è l'ultima partita del triangolare playoff promozione di prima categoria siciliana. Nicola Culcasi calcia da fuori sopra la traversa. Bangura va a toccare Cordaro, la prende Cava a puntare i Camareri, Cava a cross in mezzo sul secondo palo, di Cimino, burato subito Cosenza, il tipo di Cordaro. Agnello sale palla a piede, Cosenza appoggio, sfruttando il rimbalzo del pallone. Agnello dentro, Nolfo, c'è Nolfo! Un gol dell'Accademia Trapani con Federico Nolfo. L'Accademia passa in vantaggio con il proprio bomber che ritorna oggi dopo la diffida 1-0. Nuovo Mucchio all'interno dell'area di rigore e con il pallone un po' lungo che questo perno di Blasi gestito da Cosenza, quasi con un palleggio. Cosenza, contrasto regolare di Blasi, l'appoggio per Cimino, sinistra di Agnello segue la gestione di Cosenza, area di rigore, Agnello può mettere dentro un palo in barriera per Mistretta, l'arbitro Cava in mezzo, ma oggi gli avversari hanno tanta motivazione nel vincere nel triangolare, non solo passare il turno Agnello, anche se ve lo dico in fascia si va da Camara, Cordaro ad evitare la pressione di Rinaldo, ancora Cordaro, il pallone c'è per Martì deve rientrare senza così dentro per Lodico, piazzato di Lodico e si ritorna da Marco Ferrara. Il tocco di Cimino, particolare per Cordaro, ha un po' di difficoltà a girarsi. Cimino allarga tutto da capa, pallone in mezzo, calciato alto alla fine con l'Accademia Trapani, primo in questa classifica grazie alla differenza reti di 2 gol. Poi Villarosa secondo a 0, il Gemini a -2. Capa mette dentro secondo palo, Bangura a un passo dal colpo di testa. Va Nicola Culcasi, tenta giro sul fondo di questa Academy del Trapanese che ha in rosa tanti ex Trapani cresciuti nel settore giovanile. Granata, passione da fuori, il gol dell'Accademia Trapani, c'è il gol del 2-2 incredibile, si è ribaltato tutto, l'Accademia Trapani ha pareggiato. Bangura, eccoci qui, Bangura avanza sulla fascia contro Simone Culcasi, si inserisce Bangura, l'abbiamo detto, Bangura riporta avanti il Villarosa con Bangura 3-2. In mezzo al campo non si gioca più a calcio, eccolo qui il triplice fischio dell'arbitro. Villarosa e Accademia Trapani salgono su in promozione.